Continua la protesta dei pescatori contro la nuova normativa europea che limita la pesca nelle 3 miglia dalla costa, bandendo di fatto dalle tavole telline, seppie e calamaretti. Ebbene, questa mattina c'è stata una prima sperimentazione con 2 tipi di pesca a confronto, il vecchio, e cioè quello a maglia stretta, vietato oggi dall'Unione Europea, e quello nuovo. E a bordo di un peschereccio c'era anche la nostra Anna Vitaliani. Sentiamo. Cala la rete a maglie larghe dal primo peschereccio, rete imposta dall'Unione Europea per tutelare il suolo marino. Cala la rete a maglie strette dal secondo peschereccio, rete tradizionale difesa dai pescatori ma bandita dal 1° giugno scorso dalla nuova normativa comunitaria. A oltre 3 miglia dalla costa, al largo di Caorle nel Veneziano, 2 strumenti di pesca a confronto. Obiettivo: verificare la quantità di pescato in un'ora di pesca a traino. È la pesca del moscardino, una sorta di piccolo polipo. Dopo 60 minuti di attesa si issano le reti. Il bottino del primo peschereccio delude i marinai. Ho 5 polpi in mano, sono già adulti, non sono più un moscardino piccolo. E un'ora di traino non ci basta neanche per fare colazione 2 persone. Secondo peschereccio, la rete a maglie strette ha catturato moscardini, cappesante, sogliole, ricci di mare e canestrelli. Penso che 7-8 kg di polpi vengano fuori. Però con questa rete si uccidono anche i pesci piccoli. Io non vedo pesci piccoli. Non ci sono pesci piccoli perché facciamo 2 nodi di velocità e il pesce quindi fa ora scappare. Questa primissima sperimentazione di fronte all'occhio della telecamera verrà ripetuta e verificata scientificamente. Con la maglia nuova si pesca meno prodotto, si stressa quello che scappa ed è ormai dimostrato che quello che scappa muore e non può essere recuperato. Ma Bruxelles impone più rispetto per l'ambiente, allora i pescatori propongono aree di ripopolamento, aree interdette alla pesca e riduzione delle giornate di pesca. E mentre il mercato ittico di Caorle resta chiuso per mancanza di pesce, i pescatori si gustano gli ultimi moscardini, simbolo della città.